E ovviamente la Storia Sport, in cui ha coinvolto anche partner di cui hanno sempre creduto fin dall'inizio a questo progetto. Quindi dall'azienda Astre Serenissima per la disponibilità concessa oltre al comune di Chioggia, il consorzio con Chioggia Sì. Io direi di lasciare la parola subito alla dottoressa di Sport e Salute, che così ci spiega e ci presenta anche l'iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto come Sport e Salute vi porto i saluti da parte del Presidente nazionale, il dottor Mezzaroma. Sport e Salute è una società che sviluppa lo sport e soprattutto i corretti stili di vita. In questo caso Sport Inclusione è un progetto che supporta le associazioni sportive dilettantistiche che praticano attività sportiva, ma soprattutto sono rivolte al sociale, all'inclusione, al poter coinvolgere i ragazzi per integrarli all'interno delle associazioni sportive e fare dell'attività gratuita. È molto importante perché Sport e Salute, attraverso appunto la pratica sportiva, vuole che tutti facciano sport, anche i più deboli e anche le persone che non ci possono arrivare anche a livello economico, perché attraverso i progetti possono fare attività gratuita. Sport e Salute non ha solo progetti come inclusione, ma ha altri progetti come quartieri, carceri, integrazione, civici e anche attività che coinvolgono i comuni, per cui fanno lo sport nei parchi. Sport nei parchi è nato nel periodo del lockdown, quando non si poteva fare attività nelle palestre, allora si è creata la famosa attività a cielo aperto, per cui con delle strutture i comuni hanno potuto aprire i loro parchi, i loro parco giochi, mettendo delle attrezzature sportive e fare attività all'aperto. È molto importante che le società come Astoria facciano questa attività per tutta la comunità, facciano l'attività proprio inclusione. Inclusione vuol dire appunto per tutti, nessuno escluso. Quest'anno sono stati aperti come inclusione 80 progetti in tutta Italia, 23 al nord, 17 al centro e 40 divisi tra il sud e le isole. Per quanto riguarda il Veneto, l'unico progetto appunto è stato quello di Astoria. Noi speriamo che Astoria in questi 2 anni ci faccia appunto vedere come aprirà l'inclusione a tutti quanti, e noi saremo al loro fianco per qualsiasi emergenza, per qualsiasi situazione. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.